Dopo l'addio consensuale a Niko Kovac, il Bayern Monaco deve pensare a chi affidare la squadra. Secondo la stampa tedesca, in lizza per il posto ci sarebbe anche Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus è tra i candidati insieme a Erik ten Hag, José Mourinho e Arsène Wenger. Un po' più indietro le candidature di Mauricio Pochettino, Ralf Rangnick e Miroslav Klose. Per arrivare ad Allegri però, il presidente dei bavaresi, Rummenigge e il DS Salihamidzic dovranno convincere il tecnico toscano ad interrompere in anticipo l'anno sabbatico preso dopo il congedo dalla Juventus. A seguito delle polemiche della prima parte del campionato sugli arbitraggi e sull'uso della videoassistenza, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, vuole organizzare il prima possibile una riunione tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre di Serie A, allo scopo di parlare del regolamento internazionale e del protocollo VAR. Da una nota pubblicata sul sito della FIGC si legge che l'incontro, che sarà accessibile anche ai rappresentanti dei media, avrà l'obiettivo di favorire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo VAR attualmente in vigore e fornire a tutti gli addetti ai lavori gli strumenti necessari di conoscenza della materia per poter giudicare con oggettiva imparzialità. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto la sua sul caso dei cori razzisti verso Mario Balotelli. Mi permetto di dire che con 20.000 posti di lavoro a rischio Balotelli è l'ultima delle mie preoccupazioni. Ma proprio l'ultima. Poi razzismo, antisemitismo vanno condannati senza se e senza ma, non abbiamo bisogno di fenomeni. Vale più un operaio dell'Ilva di 10 Balotelli. Ancora un anno di contratto, dopodiché si vedrà del domani. Infatti non v'è certezza per Sebastian Vettel, il pilota tedesco della Ferrari che quest'anno sta vivendo una delle sue più difficili stagioni in rosso, non fa programmi, almeno per ora. La prossima stagione sarà ancora al volante della rossa di Maranello, quella macchina con cui quest'anno, secondo le aspettative di team e tifosi, avrebbe dovuto competere per il titolo del mondo. Mai previsione fu più errata, visto e considerato che per buona parte della stagione a dominare il lungo e il largo è stata solo la Mercedes di Hamilton e Bottas. Vettel inoltre ha dovuto anche fare i conti con una variabile impazzita, quel Charles Leclerc che già al suo primo anno in Ferrari ha saputo far vedere di cosa è capace, arrivando a questo punto del mondiale con più punti in classifica rispetto a Seb. Del domani non v'è certezza, dicevamo, molto ovviamente dipenderà dalle intenzioni della scuderia.